Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, dunque le notizie del giorno. Facciamo di nuovo un riepilogo per quanto riguarda il maltempo che ha colpito ieri sera e nella notte il Friuli Venezia Giulia. A causa dei temporali con forte pioggia e vento che hanno colpito il territorio regionale, sono una cinquantina di interventi di soccorso legati alle condizioni meteorologiche avverse che i vigili del fuoco della regione hanno portato a termine nelle ultime ore. I territori più colpiti sono stati quelli delle competenze dei comandi di Gorizia e Udine, dove i pompieri sono stati allertati a causa di alberi pericolanti o caduti sulle strade, danni d'acqua in abitazioni e scantinati, sottopassi allagati con persone bloccate all'interno delle autovetture, come nel caso di Terenzano di Pozzolo del Friuli, dove è stata necessaria la rapida evacuazione visto che il livello dell'acqua stava raggiungendo quello degli abitacoli dei veicoli. Nel dettaglio sono una ventina gli interventi eseguiti dal personale del comando di Gorizia, 25 da quello del comando di Udine. Qualche richiesta di soccorso è stata avanzata anche dal comando di Pordenone per alberi e allagamenti nella fascia pedemontana. Ci trasferiamo adesso in quel di Udine per fare il punto della situazione per quanto riguarda anche l'emergenza acqua, in questo caso per quanto riguarda il campo Nomadi, perché avanti con fermezza e trasparenza per ripristinare una situazione di ordinarietà rispetto all'utilizzo dell'acqua del campo Nomadi di via Monte Seibusi. Così l'assessore alla sicurezza del comune di Udine, Alessandro Ciani, nel dare notizia dell'intervento effettuato questa mattina che ha consentito di installare un contatore digitale che assicura una lettura corretta dell'acqua potabile e contestualmente esorcizza il rischio di manomissioni. Viene da dire il tempo ci sarà da capire, perché scusate, si viene da sorridere, ma quello che sta accadendo è un po' la quotidianità. Adesso parliamo anche di una bella notizia, andiamo a Monfalcone perché sta bene il cigno ed è stato rimesso in libertà grazie all'intervento della forestale, della polizia locale e Arca, impresa che si occupa di tutela animale. Il cigno, che aveva incastrato il becco in un tubo di plastica usato un tempo per arrotolare i cerotti, è stato liberato dal tubo e rimesso in libertà nelle acque di fronte a Marina Nova. E adesso parliamo di energia, ci trasferiamo a Fagagna perché apre appunto a Fagagna in piazza Unità 12 un nuovo spazio Enel per offrire a cittadini ed imprese della parte orientale del territorio un punto di riferimento del territorio proponendo assistenza per le forniture di elettricità e gas, nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Fagagna, Daniele Chiarviesio, il vice sindaco Sandro Bello, la responsabile spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis, e le imprenditrici Alessandra e Sara Colutta, titolari dell'agenzia, società che ha una collaborazione consolidata con Enel, avendo altri store in provincia e che rappresenta, grazie ad un team di professionisti qualificati, un punto di riferimento per un'importante porzione del territorio friulano che va da Fagagna ai comuni limitrofi di Basigliano, Coloredo di Montalbano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Rive d'Arcano e San Vito di Fagagna. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash, come sempre ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane.